Per prima cosa inizio ringraziando tutti i presenti in sede, i presenti nelle sedi collegate in streaming. Un grazie davvero a tutti per aver partecipato e anche grazie a tutti coloro che si sono dati da fare in questo periodo, sia all'inizio sia dopo la prima lezione, per aumentare, diciamo, il numero dei partecipanti, per migliorare questa iniziativa in cui crediamo molto. Vi presento il relatore di oggi, che è il professor Bernardi, che non ha bisogno di grandi presentazioni perché molti di voi già lo conoscono bene e lo stimano. È dell'Università La Sapienza di Roma e dico solo brevemente due cose organizzative. Vista l'esperienza dell'altra volta con lo streaming, abbiamo pensato questa volta di organizzare l'attività in questo modo. Il professor Bernardi farà un intervento di 40 minuti circa, dopodiché o interromperemo lo streaming o comunque sia in questa sede che nelle sedi collegate dedicheremo del tempo alla discussione, alla raccolta delle domande e poi ricominceremo alle 17. Alle 16, scusate, alle 16 con le risposte alle domande, la seconda parte dell'intervento, in modo che in ogni sede si svolga la discussione senza i problemi dell'altra volta col microfono, eccetera, e ci sia solo il momento delle domande. Quindi chiedo in particolare a tutti coloro che sono collegati in streaming di mandare le domande al più presto possibile, tendenzialmente verso la fine dell'intervento o all'inizio della pausa, se possibile, in modo che ci sia, oppure poco prima delle 16, in modo tale che facciamo a tempo a raccogliere le domande, a formularle e quindi il professor Bernardi potrà rispondere nel momento in cui riprenderà la sua relazione. Le domande vi chiedo di inviarle all'indirizzo scuole@istitutoveneto.it. Nel caso che non abbiate fatto a tempo a scriverlo, lo trovate comunque nella pagina web dell'Istituto Veneto insieme all'indirizzo nel quale c'è il collegamento. Quindi credo di aver detto tutto e quindi lascio la parola al professor Bernardi, che ci parlerà di esplorazioni e congetture in matematica, l'importanza del linguaggio. Sì, grazie, buonasera a tutti. Lasciatemi dire che parlare in questa sede, insomma, molto bello. Non so se avete avuto, no, non le avete queste fotocopie, allora le puoi dare tu, grazie. Allora, userò abbastanza poco, questo lo dico sia ai presenti sia alle persone collegate in streaming. Userò questa lavagna ogni tanto, ma soprattutto farò riferimento alle cose scritte in questi appunti. Questo microfono funziona ugualmente? Sì, ok, sto da questa parte, se no copro. Allora, buonasera di nuovo. L'argomento di cui parliamo stasera è diverso da quello della volta scorsa. Se ho capito bene, la professoressa Giulia Treu aveva affrontato un argomento. Io invece mi occuperò non di un argomento specifico, ma più che altro di discutere un certo approccio metodologico, naturalmente sempre con riferimento molto preciso a concetti matematici. Qui vedete subito alcuni verbi che non sempre rientrano nella pratica didattica quando insegniamo matematica. Io mi riferisco in particolare alla scuola secondaria di primo grado, dico bene, però molte delle osservazioni che faccio possono valere sia prima sia dopo. Allora, osservare, cogliere regolarità, osservare con intelligenza, cogliere regolarità, riconoscere analogie e differenze, confrontare se vogliamo. Poi la parte più linguistica, spiegare, o forse ancora prima descrivere, spiegare, giustificare, già qualcosa di più, motivare, ho fatto in un certo modo per questo motivo, verificare ipotesi, questa è un'attività senz'altro più difficile,
confutare con controesempio su base argomentativa, vedremo esempi andando avanti, mettere in relazione, generalizzare, eccetera, eccetera. In sostanza, prendiamo argomenti di carattere aritmetico o geometrico, cerchiamo regolarità, quando le troviamo, se ci riusciamo, proviamo anche a giustificarle, a spiegarle. Tutto questo richiede un ragionamento, il ragionamento si basa sul linguaggio. Ecco, oggi porremo molta attenzione al linguaggio matematico, chiaramente l'educazione matematica, l'insegnamento della matematica contribuisce fortemente allo sviluppo del linguaggio, della competenza linguistica, usiamo i termini che vogliamo, ma un ragazzino impara a parlare bene anche durante le ore di matematica, sicuramente. Deve riuscire a vedere, a osservare, quindi ci sono gli occhi, c'è il linguaggio, c'è la mente, mettere un po' tutti insieme, saper collegare fra loro vari registri. Il tema, aggiungo, ha un'importanza crescente anche per via delle prove invalsi. Non voglio assolutamente aprire discussione sulle prove invalsi, se siano fatte bene o male, opportune o non opportune, se sono troppo difficili, in qualche caso può darsi, ma sicuramente hanno il pregio di non essere troppo standard, di collegare varie, chiamiamole competenze, abilità dello studente. Naturalmente questo è un processo, questo di cui sto parlando, è un processo che porterà via via alla dimostrazione. E qui c'è anche la noticina di carattere etimologico. La parola teorema deriva dal verbo teoreo, che significa osservare, appunto. Per fare un teorema in primo luogo si osserva. Cominciamo con un argomento estremamente semplice, la tavola pitagorica. Tavola pitagorica, una volta c'era nell'ultima pagina dei quaderni, ve lo ricordate tutti, credo. Credo ci sia ancora in alcuni quaderni, un po' più rara, però si trova ancora. Penso a quella 10x10, naturalmente. Ampliarle mi è sempre sembrata una cosa poco fine. 10x10 quella classica, quella standard. È molto ricca di regolarità. Ad esempio, ovviamente, ci sono tante progressioni... Sì, certo. Ok. Chiedo scusa, ora spero vada meglio. Chiedo scusa da altre sedi. Dicevo, cominciamo con la tavola pitagorica, molto ricca di regolarità, ovviamente, per come è costruita. Ci sono tante progressioni aritmetiche, sia in orizzontale che in verticale, questo è chiaro. C'è qualche proprietà appena un po' più difficile. Ad esempio, la trovate girando pagina, la tavola pitagorica, però qui ho riportato qualche numero. Soffermiamoci sul numero 15, inteso come 3x5. 3x5, 15. Da quali numeri è circondato? Beh, sopra il 15 abbiamo 3x4, 12 e sotto 3x6, 18. A fianco abbiamo 5x2, 10 e 5x4, 20. È chiaro che se faccio la media aritmetica di 10 e 20, 10 più 20 diviso 2, troverò 15. Così se faccio anche la media aritmetica di 12 e 18, trovo 15. Un po' più difficile, se metto anche gli altri numeri che mancano, 4 per 2, quindi qui ho 8, qui ho 16, 4 per 4, qui ho 2 per 6, 12, qui ho 6 per 4, 24. Non difficilissimo per carità, ma appena un po' più difficile osservare che se considero tutti 8 questi numeri, che formano questa sorta di cornice intorno al 15, se facciamo la media aritmetica, troviamo sempre 15. Faccio la somma, sono 8 numeri, ci vuole un po' di pazienza per un ragazzino, magari può scappare anche un errore, però se lo facciamo con numeri abbastanza... un numero non sul bordo naturalmente, se sul bordo il discorso non torna. La media aritmetica è sempre il numero che sta al centro. Volendo, possiamo anche proseguire e fare cornici più grandi. Se prendo quella cornice di lato più grande, troviamo sempre dei numeri la cui media aritmetica è ancora il numero centrale. Altra domanda a bruciapelo collegata all'osservare, al guardare. Quanti sono i numeri pari nella tavola pitagorica? Ma se io rispondo senza pensarci, dico i numeri pari sono, detto alla buona, la metà dei numeri, metà pari, metà dispari. Quindi mi aspetto anche nella tavola pitagorica 50% dei numeri sarà pari, 50% sarà dispari. Guardiamo un po' meglio. Girata la pagina. No,
pari sono di più. Ovviamente, se ci pensiamo, non è poi così difficile da giustificare, appunto, anche per un ragazzino. Se io prendo la colonna che ha in cima il numero 2, tutti i numeri di quella colonna saranno pari. E ugualmente per la colonna che inizia col 4, o con 6, o con 8, o con 10. Analogamente per le righe. Ecco, qui trovate, ho fatto in colore, mi dicono in qualche sede, magari in grigio in altre, ma in ogni caso si vede, ho evidenziato i numeri pari e si capisce bene che sono la maggioranza. Quanto, in che senso la maggioranza? Siamo più precisi. Quando trovo un dispari come prodotto? Trovo un dispari quando entrambi i fattori sono dispari. Ma se almeno un fattore è pari, anche il prodotto sarà pari. Quindi ho queste colonne formate da numeri pari e queste righe formate da numeri pari. Insomma, a questo punto il conto è abbastanza semplice. Ogni volta che ho 4 quadratini vicini ci sarà un dispari, però che sarà compensato da 3 pari. Quindi i pari sono il 75%. Tra l'altro questo può, se una cosa del genere, se la facciamo in prima media, può anche rinforzare il concetto di numero pari e numero dispari. Io credo che arrivati in prima media in genere i ragazzi lo sappiano, ma vedo qualche faccia un po' dubbiosa, quindi può essere un'occasione anche per così familiarizzare con numeri pari e dispari. E se passiamo ai multipli di 3? Beh, ormai abbiamo imparato il trucco forse. Se io parto dalla colonna che ha in testa il numero 3, in quella colonna troverò 3, 6, 9, 12. E se i ragazzini sanno le tabelline non è insomma, chiaramente. Credo che sia stata, un'epoca storica in cui le tabelline venivano tacciate di nozionismo. Spero che sia finita abbondantemente. Quindi spero che le tabelline si facciano. Ok, adesso al di là di questo, allora le colonne che hanno in testa il 3, il 6 o il 9 conterranno multipli di 3. Analogamente le colonne che le righe, scusate, che iniziano con 3, 6 e 9. E così ho trovato i multipli di 3. Familiarizzare con i multipli di 3 è già un'attività un po' più difficile, cioè non è così ovvio se un numero, magari se è piccolo, sì, se è 15 o 18 è chiaro che è multiplo di 3, ma se si tratta, che so io, di un numero come 54, vedere subito con multipli di 3 magari richiede un ragazzino un po' più agile nei conti. E i multipli di 4? Beh, stessa cosa. Parto dalle colonne che ha in testa il 4, troverò tutti i numeri che contenuti di quella colonna sono multipli di 4. Analogamente per la colonna che comincia con 8. 12 non c'è. Poi le righe 4 e 8. Però c'è una piccola novità. Se guardate la figurina che c'è in fondo alla seconda pagina, ci sono altri numeri. Mentre i multipli di 2 e di 3 erano rigorosamente in quelle righe e in quelle colonne, e basta, multipli di 4 ce n'è qualcuno in più, come dire qualche punto isolato in più che spunta, ad esempio il numero 12, che è 6 per 2, o il numero 36, o il numero 20, che sono ovviamente multipli di 4, ma non compaiono in una riga o in una colonna che ha in testa un multiplo di 4. Perché capita questo? Che cosa differenzia il 4 rispetto al 2 e al 3? Il 2 e il 3 sono numeri primi e quindi se un prodotto è un multiplo di 2, ovvero di 3, ci deve essere almeno uno dei due fattori che è multiplo di 2 o di 3. Se un prodotto è multiplo di 4, 4 non è primo, non è detto che uno dei fattori sia multiplo di 4. Ad esempio 2 per 6, 12. Ad esempio 6 per 10 e così via. Questa è un'ottima occasione per qualche frase. Avevo detto all'inizio del linguaggio, no? Abituarsi a esporre per bene, a usare con molta attenzione le frasi e le parole, le locuzioni in generale che hanno una valenza logica. Non sto pensando a cose complicate, ma almeno è una parola estremamente difficile da usare in maniera consapevole. Almeno, al più naturalmente, se, allora. Però sono così importanti in matematica, ma non solo in matematica, anche nella vita corrente. Qui ho scritto qualche frase, ma se ne possono scrivere altre. Se i due fattori sono dispari, allora il prodotto è dispari. In realtà vale anche il viceversa. Se il prodotto è dispari, allora i due fattori sono dispari.
Se almeno uno dei due fattori è pari, notate quell'almeno, se almeno uno dei due fattori è pari, allora il prodotto è pari. Ma può capitare, la terza frase, che un prodotto sia un multiplo di 4 anche se nessuno dei due fattori è multiplo di 4. Ecco, io non so quale sia la vostra esperienza, Io per mia fortuna insegno all'università, devo dire che ho tanti ragazzi bravi per carità, ma mi capitano anche studenti che frasi così pulite le dicono con molto sforzo. La cosa mi rende un po' nervosa, ma questo è un argomento che non ci interessa molto meno. Non sono frasi difficili queste qui, sono estremamente semplici se uno ha capito, però uno deve abituarsi a dirle, fin da quando è ragazzino, che gli serviranno anche al di là della matematica. Congetture, andando avanti, e ricerca di controesempi. Fare congetture, intendo fare ipotesi, provarci, mi pare che le cose vadano in questo modo, è un'ottima abitudine, devo dire poco sviluppata anche nei corsi universitari, anche da parte mia, per carità, ma si fa forse alla scuola primaria, forse un po' di più, in maniera inconsapevole, magari con persone, con insegnanti che non sempre sono così solidi matematicamente, che però si danno da fare. Ecco, invece credo che sia molto, molto utile provare a fare ipotesi, magari saranno sbagliate, che importa? Sì, vabbè, verifichiamo che sono sbagliate poi. Cioè, poi non è perché io ho avuto questa intuizione e sono sicuro che sia giusto, però ci provo. Ad esempio, qualche possibile congettura. Nella tavola pitagorica ogni numero che termina con 9 è multiplo di 3. È giusta questa frase? Fra i numeri in generale no, perché 19 o 29 finiscono con 9, ma non sono certo multipli di 3. Ma nella tavola pitagorica, se mi limito ai numeri che compaiono lì, no, perché ad esempio, sono pochi i controesempi però, 49 esattamente, 49, direi che sia l'unico se non sbaglio, no, io direi che sia l'unico. No, fra i numeri della tavola pitagorica, fra i numeri che compaiono nella tavola pitagorica, che finiscono con 9 ma non sono multipli di 3, direi che sia l'unico. Devono essere appunto i due fattori minori di 10, quindi... Vabbè, comunque, la ricerca del controesempio, scusate, è altra cosa fondamentale legata alla congettura. Cercare un controesempio è un'attività che richiede una certa maturità. Non sto pensando a controesempi difficili, alle strane funzioni che si fanno nei corsi di analisi, questo era ma semplicemente a controesempi del tutto semplici, che richiedono soltanto un'osservazione attenta di una situazione. Oppure, nella tavola pitagorica compaiono tutti i numeri minori di 100. Chiaramente è sbagliato, perché quanti sono i numeri nella tavola pitagorica? Sono 10 per 10, sono 100. Ci sono ovviamente delle ripetizioni, quantomeno perché la tavola pitagorica è simmetrica rispetto alla bisettrice dell'angolo. Quindi ci sono molte ripetizioni. Oltre il numero 12 compare tante volte, ad esempio, almeno 4 volte direi. Quindi se di 100 numeri che compaiono, alcuni sono ripetuti, ne mancheranno tanti, questo è ovvio. E si potrebbe provare a migliorare, ma sono frasi scritte un po' così a casaccio, soltanto per provare a stimolare poi uno studente. E se un numero non è primo e è minore di 100, compare sicuramente? 11 non comparirà, 13 nemmeno, 19 nemmeno, sono numeri primi, sono più grandi di 10 e quindi non possono comparire. I numeri non primi, minori di 100, compaiono tutti? No, ad esempio 88 non compare perché è 8 per 11, un fattore è più grande di 10. Però ecco, anche un esempio di questo tipo richiede un piccolo ragionamento, saperci arrivare. 88 perché c'è l'11, 11 è più grande di 10, è il numero primo, eccetera, eccetera. Quindi un po' di osservazione, un piccolo ragionamento e la capacità di esporlo. Ho un'altra proprietà appena un po' più difficile, ma non poi troppo. Prendiamo 4 numeri che formino un quadratino. Ad esempio qui nella figura ci sono 2 esempi distinti. Cominciamo dal primo, 8, 12, 10, 15.
sono 4 numeri che si trovano vicini fra loro nella tavola pitagorica. Questa attività è, a mio parere, questa osservazione che sto per fare, molto interessante, salvo il fatto che, dovendo fare dei prodotti, i numeri in gioco sono un po' più grandi di quelli con cui abbiamo a che fare normalmente. Vi propongo di fare i prodotti in croce. 10 per 12, ho scelto apposta il 10, ho barato apposta perché col 10 il conto viene più facile. 10 per 12 fa ovviamente 120. 8 per 15 quanto fa? Fa ancora 120. Sarà un caso? No, non è un caso, viene sempre così. Ripeto, se prendete le 4 caselle un po' lontane dalle righe della colonna iniziali, trovate facilmente numeri un po' grandi. Se andate a fare, che so io, 28 per 41 e trovate che dà lo stesso risultato. No, scusate, mi servono gli occhiali. Sì, 28 per 40 e trovate che fa lo stesso risultato 35 per 32, oppure 26 per 36 e 30 per 30. Insomma, ci vuole magari una calcolatrice o comunque qualche agilità. Però vale sempre questo fatto. Interessante anche la giustificazione. Qui dobbiamo passare sicuramente alla terza media, l'ultimo anno della scuola secondaria, o addirittura i primi anni delle superiori. Qui ci vuole, per vederlo, una piccola capacità di formalizzare, piccola piccola. Mettere qua su un A e mettere qui un B, dove con A e B intendo i numeri che corrispondono a quella colonna e a quella riga. Allora che numero metterò qui? La colonna dopo A sarà naturalmente A più 1. È un piccolo calcolo letterale, ma non è tanto la difficoltà di mettere quell'1, è la difficoltà di capire che posso modellizzare, lasciatemi usare un parolone, A e A più 1, analogamente B e B più 1. Allora i prodotti in questione cosa sono? Questo numero è A per B. Qui ho A più 1 per B. Qui sotto ho A per B più 1 e infine A più 1 per B più 1. A questo punto, se faccio i prodotti in croce, basta un minimo di conoscenze del calcolo con letterale, qui sono monomi abbastanza facili, e soprattutto resisto alla tentazione di eseguire i prodotti. I ragazzini più svegli prima cosa fanno il prodotto subito, no? Sviluppano. Hanno imparato a fare quello, lo sanno fare e quindi lo fanno. Se resisto alla tentazione e non lo faccio, vedo facilmente che i due prodotti sono uguali. A per B per A più 1 per B più 1, A per B per A più 1 per B più 1. Ok? Posso anche andare avanti. Qui si capisce bene che sia più 1 o più 2 non cambierebbe nulla. Quindi non è necessario che le 4 caselle siano vicine. Basta che siano, come nell'altro esempio, questo qui a fianco, sulla destra, basta che siano 4 caselle ai vertici di un rettangolo con i lati paralleli alle linee della tavola pitagorica. Qui sono i numeri in gioco, sono 21, 30, 35, 50. 21, 30, 35, 50, in cui si è fatto il prodotto. Dunque 21 per 50 non è troppo difficile. 1050? E 30 per 35 è lo stesso. Beh, la motivazione è comunque sempre la stessa, identica prima, salvo che invece del più 1 avremo più 3 in un caso e più 2 nell'altro. Per chi di voi si ricorda o ha studiato le matrici, qui il punto è, detto in termini più matematici, le varie linee sono linearmente dipendenti, il rango della tavola pitagorica, pensando come matrice, è 1. Quindi ogni minore che abbia almeno due elementi, ogni minore almeno 2 per 2 è determinante 0. Ma lasciamo perdere. Passiamo a un altro argomento, dopo la tavola pitagorica, piegatura della carta.
Allora, osservazione preliminare. Benissimo usare strumenti tecnologici. Avete le LIM nelle vostre scuole? Sì. Benissimo se le usate, se le sapete usare bene, vi invidio un po'. Anche la carta va ancora bene. Ogni tanto qualche bel ritaglio di carta può essere utile e convincente. La prima cosa è la somma degli angoli di cui voglio occupare, la somma degli angoli di un triangolo, angoli interni di un triangolo. Qui abbiamo varie possibilità per verificarlo. Una che vi dico subito, a me non piace molto, per carità può essere utile, quando dico che non mi piace non vuol dire che sia un male, dico che non mi convince molto perché si può fare di meglio, è prendere un goniometro, misurare i triangoli e sommarli. O se vogliamo essere un po' più moderni, prendiamo un software, li facciamo misurare al computer i triangoli e li sommiamo. Quello che a me diverte in questi casi, lasciatemi dire, sarà un po' perverso, ma è trovare il triangolo in cui la somma degli angoli non dia 180 ma 179. E ci si riesce comunque, non perché il software sia fatto male, ma perché ovviamente è approssimato. Voglio dire, se mettendosi con un po' di pazienza, muovendo un po' i punti, alla fine riesco a fare in modo che gli angoli in gioco siano, che so io, 70,4, 60,3, 49,3, sì, la somma è, salvo errori, sì, spero 180, ma se il computer è programmato per darmi semplicemente la parte intera, arrotondando, non in maniera malvagia, ma semplicemente all'intero più vicino, e giustamente qui mi dice 70, qui mi dice 60, qui 49. E la somma non fa 180. E notate bene che se il computer è programmato per avere 10 cifre decimali non cambia nulla. Cioè, o me le mette tutte, e non è possibile, oppure rischi sull'approssimazione ci saranno. Dicevo che mi piace comunque un po' meno un atteggiamento, una verifica di questo tipo, perché una verifica è sempre convincente, però non dà alcuna motivazione, non mi spiega perché. Un'attività che credo si faccia ancora elementari consiste nel prendere il triangolo, tagliare i tre vertici, accostarli. Anche questo sinceramente mi lascia un po' freddo. Può andare bene, il bambino si diverte, e già questo è importante, però non c'è una motivazione. Mi piace molto di più una cosa che vi suggerisco, un po' più geometrica. Allora, prendo il famoso triangolo su carta. Ho attenzione quando, se lo fate, cercare un triangolo abbastanza generico. Questo non è proprio l'ideale. Cioè, generico vuol dire che non sembri né isoscele né rettangolo. Sono pochi i triangoli che rimangono fuori, perché tutti i triangoli uguali sono o quasi rettangoli o quasi isosceli. Molti sono quasi equilateri. Cioè, detto meglio, disegnare un triangolo che sia visivamente, a livello percettivo, avvertito come un triangolo, che ha tre angoli diversi fra loro e nessuno di quelli è retto, non è così facile. Se ho Tusangolo, ok, giusto, è stato osservato qui che se lo prendo Tusangolo non ho questo rischio, giustissimo. Ma se lo prendo Tusangolo, questa particolare cosa viene un po' peggio. Poi ci torno però su questo punto, che l'osservazione è molto giusta. Se lo prendo Tusangolo è vero, me la cavo molto meglio. Questo comunque voleva essere un tentativo più o meno riuscito. Allora, prendo i due punti, allora prendo una base, i due lati, i punti medi dei due lati e piego lungo la congiungente questi punti medi. Sarà più o meno preciso naturalmente il punto medio trovato e così via, però ci possiamo riuscire. Se è fatto bene, tra l'altro cominciamo a vedere questa congiungente, la congiungente i punti medi dei lati di un triangolo, che i ragazzi poi ritroveranno nelle superiori. Com'è rispetto al terzo lato? La congiungente i due punti medi dei lati di un triangolo è parallela e uguale alla metà. Non lo facciamo neanche notare forse, però intanto parallelismo forse si comincia a vedere anche senza notarlo. Quando piego il vertice cadrà nella base. Ora ripiego un'altra volta, piego anche dall'altra parte, piego in modo tale da far passare la piega sempre per i punti medi e facendo in modo che la piega sia perpendicolare alla base. Trovo questa sorta di bustina, i triangoli
del triangolo sono andati insieme e formano appunto un angolo piatto. Non viene preciso, ma non è quello il punto. L'approssimazione c'è sempre, poi qui figurarsi nel fare i punti medi, il mio insomma lasciamo perdere, non è preciso, però è convincente e soprattutto c'è un po' di geometria sotto. Tutto questo discorso potremmo formalizzarlo con opportune simmetrie. Non stiamo nemmeno a dirglielo forse che abbiamo fatto una simmetria. Però intanto abbiamo mosso, spostato degli angoli, abbiamo trovato che ci sono dei triangoli isosceli, dei punti medi, abbiamo fatto una serie di piccole operazioni che in qualche modo sottendono concetti, metodi, strumenti, procedimenti geometrici. Okay. Ecco, triangolo ottusangolo. Se il triangolo è ottusangolo, allora devo avere l'avvertenza di mettere l'angolo ottuso qua su, in cima. Se lo metto alla base, viene ancora, ma ci vogliono tante pieghe, ahimè molto meno spontanee, è facile poi incartarsi, quindi ti riesco anche mettendo l'angolo ottuso alla base, però diventa più artificioso. Se lo metto su in cima va tutto bene e la configurazione non cambia assolutamente. Quindi non è poi così. Altra cosa da fare sempre con la carta. Con la carta, però questa con un maggiore impatto anche a livello linguistico. Prendo il solito triangolo di carta. Voglio in qualche modo piegare lungo la bisettrice uscente da un vertice. Questo non è troppo difficile. La bisettrice, non so se l'udite o no, ma è asse di simmetria per l'angolo. Quindi vuol dire che per trovare la bisettrice, piegando il mio triangolo, la bisettrice è l'angolo qua su in alto, diciamo, basta che io pieghi, diciamolo bene, come devo piegare? Devo far combaciare i due lati. Non del tutto in parte o del tutto, ma del tutto capiterà soltanto quando il triangolo è isoscele, se no avremo che un lato combacia con parte dell'altro. Quindi piego facendo combaciare i due lati. Ecco, qui mi raccomando, se pensate di fare una cosa del genere, attenzione anche all'aspetto linguistico. Un ragazzino che lo spiega agli altri, e non necessariamente il più bravo, la prima volta magari il più bravo, la seconda volta anche un altro che prova a dire come ha fatto. E se voglio fare l'altezza, piegando, ancora devo piegare, ma come devo fare a piegare? Per fare l'altezza, per trovare come piegatura l'altezza del triangolo, devo sovrapporre una parte della base, la base è uno dei lati che ho scelto, qualunque, e devo sovrapporla a se stessa. Parte della base fa sulla stessa base, facendo in modo però che la piegatura passi per il vertice opposto alla base. Non è facile da dire per bene questa frase, eh? Allora, piego in modo tale che una parte della base si sovrapponga alla base stessa, alla parte restante, e in modo però che la piegatura venga a passare per il vertice. C'era qualche osservazione? Allora, qui è stato osservato una difficoltà didattica. Questa è bella frase. Chi la dice? La dice il professore all'inizio, la faccia dire agli studenti e ci vorrà un certo tempo, si parlava di qualche settimana, va bene come battuta, però sicuramente ci vorrà molto tempo. Ma io non lo so chi la debba dire, dipende un po' dalle circostanze, dalla classe, da tante cose. Sicuramente i ragazzini da soli non ci arrivano, questo è chiaro, il ruolo dell'insegnante è centrale. Eviterei di dirla subito all'inizio, ecco, non la diciamo subito, facciamo tirare fuori un po' alla volta, l'insegnante è presente, collabora fortemente e al momento buono poi interviene e la dice, magari la scrive anche alla lavagna o la fa scrivere alla lavagna, insomma, cercare di fare in modo però che anche se l'insegnante ha dato un forte aiuto, che è il suo mestiere dopo tutto, però la cosa venga recepita dagli studenti in qualche modo fatta propria, facendo in modo per quanto è possibile che gli studenti la sentano proprio. Ad esempio facendola scrivere alla lavagna, sui quaderni, facendola rileggere. E intendiamoci, anche se il professore l'ha detta per bene, gli studenti non la scriveranno subito per bene sul quaderno, faranno discorsi più lunghi, molto meno chiari, benché vada, oppure anche sbagliati, insomma. L'asse del... naturalmente in questo modo possiamo poi verificare che le tre bisettrici,
Dunque per le tre altezze stiamo attenti a prendere un triangolo acutangolo naturalmente. La tentazione del triangolo ottusangolo è sempre presente, ma al di là di quello, quindi però possiamo verificare che le tre bisettrici passano per uno stesso punto, eccetera. Quindi abbiamo anche le verifiche di teoremi di geometria. Verifiche sto parlando ovviamente. Gli assi sono più facili da trovare. Ad esempio l'asse relativo alla solita base basta piegare in modo tale da, stavolta si può dire in maniera semplicissima, dire basta che io faccia coincidere i due vertici, basta quello. Io piego in modo che i due vertici coincidano. Non devo dire nient'altro. La perpendicolare mi verrà gratis. Se io faccio coincidere i due vertici, ho automaticamente individuato la simmetria, in cui quei due vertici si corrispondono, e quindi la simmetria che ha per asse l'asse di questo segmento. Ok? In questo modo ho trovato anche il punto medio, l'ho trovato come risultato in più, e quindi, volendo, finale ho anche la mediana, perché basta che congiunga il punto medio con il vertice. Già questo triangolino è venuto spiegazzato un po' male. Non sono così abile e probabilmente un dodicenne è più pasticcione di me. Però se uno poi comincia a tracciare qui, a ricalcare con una penna le varie piegature, comincia a vederle, l'altezza quella che va giù dritta, tanto per intenderci. Poi però c'è la mediana, la bisettrice che è in mezzo fra altezza e mediana, l'asse che passa per il punto medio così come la mediana. Insomma, queste cose che poi si fanno anche normalmente con carta e penna normalmente. Sempre con un foglio di carta, qui erano previste alcune altre possibilità, la facciata successiva, partendo da un quadrato, trovare il quadrato di area a metà. Partiamo da un quadrato, il quadrato di area a metà non è assolutamente facile, perché la cosa più spontanea, scusate non ho preparato un quadrato, ma lo facciamo subito, più o meno questo dovrebbe risultare un quadrato. Come faccio a trovare un quadrato di area a metà di questo? Ammesso che questo sia un quadrato. La cosa spontanea è piegarlo in due, ma viene un poligono di area a metà, ma ovviamente non è più un quadrato. Come devo fare? Il discorso si collega al famoso dialogo di Platone. Uno dei primi, dicono gli esperti, non lo so, ma ve lo ripeto, uno dei primi esempi in cui c'è una didattica della matematica è Socrate, che parla con un giovane schiavo, il quale si limita per la verità a dire dei sì e dei no, però viene condotto benino, è nel Menone. Socrate che spiega appunto come fare il quadrato di area doppia, ma ne facciamo quello di area a metà, non che la sostanza è la stessa. Il quadrato di area a metà non è così intuitivo, perché non lo vedo, o faccio un quarto, ma viene un quarto, è già chiaro. Devo farlo lungo. Ok, giusto. Allora, devo ripetere l'osservazione per le sedi collegate in streaming. È stato fatto notare giustamente che il dialogo di Platone non è il massimo della didattica come lo intendiamo noi oggi, perché Platone vuole proprio dimostrare che lo schiavo sa tutto e che deve soltanto ricordare. Per cui Socrate lo aiuta a ricordare, ma lui sapeva già tutto. In realtà, però mi permetta, se uno legge il dialogo, proprio come è scritto, senza forzarlo, lo schiavo non fa altro che seguire i ragionamenti fatti da Socrate. Il fatto che poi in fondo Socrate concluda, hai visto che lui si limita a ricordare, è a mio parere una forzatura di Platone verso se stesso, questo è il punto. Comunque è giusto il fatto. Noi riteniamo che lo studente non lo sappia già. Ecco, sicuramente. Comunque la configurazione l'avete presente, devo trovare i punti medi dei lati e poi piegare più o meno in questo modo. Scusate, mi verrà un disegno ancora più pasticciato dei precedenti, ma lungo qualcosa del genere. Ok, spero che l'idea sia chiara. Trovo i punti medi dei lati, li congiungo con pieghe e questo.
Sì, d'accordo. Oppure il centro del quadrato e poi ripiego i vertici in modo che vadano sul centro. È sempre la stessa, la configurazione è sempre la stessa alla fine. Altra cosa, questa è più spontanea, probabilmente molti di voi lo fanno già, è la ricerca degli assi di simmetria. Cosa tipica, ingenuità tipica, ma che va benone perché qualche errore fa parte della crescita, pensare che se prendo un rettangolo qualunque, le diagonali siano assi di simmetria. Ma quando ripiego lo vedo che non è vero. Magari uno fa anche un po' di sforzo per cercare di farlo tornare, ma no, non torna però, non viene. Poi qui avete un noto paradosso molto noto sulla carta ritagliata. Sono due figure, un rettangolo e un quadrato, che sembrano composte dagli stessi pezzi, ma le aree sono diverse. Adesso senza farla lunga, svelo direttamente insomma, attenzione alla figura, all'imbroglio nella figura. In particolare non è vero, scusate, non è disegnata bene la diagonale del rettangolo. Questa. Hai ragione, grazie. Grazie. La diagonale del rettangolo non è disegnata in maniera accurata. Ho detto meglio, ho fatto tutti i miei sforzi molto accurati per fare in modo per cercare di nascondere l'errore. Se uno la fa con un disegno un po' più grande si accorge che questa diagonale non passa per i punti che dovrebbe passare. Però inganna, Questa attività può essere utile qualora si voglia parlare di similitudine. Perché se la diagonale passasse per questi vertici avrei che il triangolino qui in basso, a destra, dovrebbe essere simile al triangolo metà del rettangolo. E si vede facilmente che non è vero guardando le lunghezze dei lati. Quasi simile, Ok, altra attività, torniamo all'aritmetica, numeri triangolari. Numeri triangolari visti come terreno di esplorazione sono i numeri che trovo semplicemente sommando i primi n numeri naturali. Quindi comincio con 1, poi 1 più 2, 1 più 2 più 3 e così via. Cosa trovo? Trovo 1, 3, 6, 1 più 2 più 3 più 4, devo aggiungere il 4, quindi 10, 10 più 5, 15, 15 più 6, 21. Non è una progressione aritmetica, in senso stretto, che le differenze vanno aumentando, ogni volta uno in più. Domanda. Dove si trovano i numeri pari? Metà e metà, uno sì, uno no. Risposta ingenua sempre. E ci saranno un pari o un dispari. Abbiamo già visto che queste risposte ingenue vale la pena anche darle, però sono ad alto rischio. In realtà non è vero che sono un pari o un dispari, lo vedo subito. 1, 3 sono due dispari consecutivi. Poi abbiamo due pari. Poi altri due dispari. Proviamo a spiegarlo la situazione. Qui c'è perché si chiamano numeri triangolari, è chiaro dalla figura, da questa figurina. Se io dispongo quelle palline in quel modo, via via trovo i numeri in gioco. Proviamo a spiegare la situazione. Come sono passato da cambio colore, c'era un altro colore, eccolo qua, sì, scusate. Come sono passato da 1 a 3? Ho sommato 2. Da 3 a 6 ho sommato 3. Da 6 a 10 ho sommato 4. Da 10 a 15 ho sommato 5 e così via. Quando sommo, ad esempio qui, un numero pari, se il numero che avevo ottenuto fino a quel punto è dispari, sommando un pari mi rimane dispari. Allora, quando ho un pari, lasciatemi usare non cambio la parità del numero. Parità del numero intendo dire se è pari o dispari. Magari questa parola non la usate con i ragazzi, ma se il numero è pari rimane pari, se è dispari rimane dispari. Quando sommo un dispari, ad esempio più 5, se il numero è pari diventa dispari, se è dispari diventa pari, cambia la parità. Io sommo via via tutti i numeri, quindi alternativamente un pari e un dispari. Si capisce quando sommo un pari non cambia nulla, quando sommo un dispari cambia, poi non cambia, quindi avrò, se sono partito da un dispari, sommando un pari mi rimane dispari. Poi sommo un dispari, cambio, diventa pari.
Ora sommo un pari, rimane pari, sommo un dispari, diventa dispari, che vanno a 2 a 2. Ogni volta che sommo un pari non cambia nulla, sommando un dispari cambia. E questo è già quasi una dimostrazione, se vogliamo. Possiamo fare con analisi più raffinate senza pretendere di dimostrare. I multipli di 3 dove si trovano? Ma saranno tanti, pochi? Ma a occhio, solito occhio un po' grossolano. Multiplo di 3 sono un terzo dei numeri, ammesso che la frase è più... Troverò un multiplo di 3 e 2 non multipli di 3. Non mica così. 3, 6, 15, 21, ce ne sono un sacco di multipli di 3. Vanno 2 sì e 1 no, 2 sì e 1 no, 2 sì e 1 no. Qui mi basta osservarlo. Se i ragazzini sono particolarmente furbi, magari siamo già in terza media, o comunque c'è qualcuno un po' più attivo, un po' più curioso degli altri, possiamo arrivare alla formalizzazione che è semplicemente n per n più 1 diviso 2. Questa è la formula che dà la somma dei primi n numeri naturali, appunto, corrisponde a questi numeri. Ad esempio 15 è 5 per 6 diviso 2. 21, 6 per 7 diviso 2, e così via. Allora qui risulta chiaro, se n è un multiplo di 3, anche il numero sarà un multiplo di 3. Se n più 1 è un multiplo di 3, ottengo ancora come risultato un multiplo di 3, perché il denominatore è 2, non fa sparire. Soltanto nel caso n più 2 sia un multiplo di 3, allora non trovo come numero triangolare un multiplo di 3. Altra proprietà ancora, sempre sui numeri triangolari, vedete quante cose possiamo fare, l'ultima, e poi facciamo la pausa, anzi ho un po' sforato, scusatemi. La somma di due numeri triangolari consecutivi, quanto fa? La somma di due numeri triangolari consecutivi, 1 più 3, 4, 3 più 6, 9, 6 più 10, 6 più 10, 16, 10 più 15, 25, beh, la congettura è spontanea. La dimostrazione sarà un po' pesante, ma la congettura è spontanea. Allora, mi fermo. Allora,